La corsa prende forma verso le regionali di settembre e se il centrodestra cerca di non naufragare nel mare dell'autonomia con lo scontro Lega-Fratelli d'Italia che vive di scossoni e riappacificazioni di ora in ora, gli avversari di Zaia partono da un punto certo. Loro, l'alleanza, seppure l'hanno cercata nei mesi scorsi, non l'hanno mai trovata. E così se il centro-sinistra di Arturo Lorenzoni ha già cominciato a muovere i primi passi, domani parte ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per sostenere Enrico Cappelletti. A supportarlo alla partenza niente meno che un ministro, il titolare veneto del Dicastero dei rapporti con il Parlamento, che lancia Cappelletti come una ventata di novità. Si presenta per poter dare una visione nuova, una visione innovativa al Veneto, costruita sui grandi temi dell'innovazione tecnologica, del digitale, come è diciamo nelle corde del Movimento 5 Stelle, e poi con la grande sfida per la green economy. Un Movimento 5 Stelle impegnato a Roma con la bufera dello stop ai vitalizi agli ex parlamentari, un fulmine a ciel sereno al quale i pentastellati reagiscono con rabbia e con un annunciato ricorso in Senato. Ma lo sguardo volge al Veneto e qui il caso resta l'autonomia congelata. D'Incara assicura, non ci saranno problemi. E oggi sono ministro e portiamo avanti questa iniziativa attraverso una legge quadro con Francesco Boccia. Siamo il governo che, insomma, quello precedente in cui eravamo con la Lega non avevamo fatto praticamente nulla, eravamo arrivati a un punto fermo. In questo governo invece vogliamo fare una legge quadro, parlare con le regioni, avere un sistema che ci permetta di rispondere anche ad altre regioni quando vorranno fare un processo di autonomia e magari alcune invece non saranno interessate.